Assessore Brugioni, un compleanno appunto delle colline UNESCO che a Conegliano verrà festeggiato con questo concerto particolare. Che cosa rappresenta questo anniversario per voi e con questo concerto qual è il messaggio che volete trasmettere? Beh, il compleanno per noi e il festeggiamento a Conegliano rappresenta il fatto che comunque siamo un territorio unico rappresentato dall'Associazione UNESCO che lega tutti i territori delle varie zone, core zone, buffer zone e commitment in un organico unico. Per noi è importante perché ci sentiamo parte di un territorio che dal 2019 è stato ulteriormente valorizzato e comunica con la regia dell'Associazione UNESCO un messaggio importante per il turista che viene e che abbiamo i dati è davvero in aumento, quindi il fatto di festeggiare questo compleanno da noi ci gratifica e soprattutto ci permette di valorizzare un punto come il castello che è un luogo davvero importante per la città di Conegliano. Prima durante la conferenza stampa il sindaco Chiesa ha evidenziato molto l'aspetto che sono caduti i limiti territoriali amministrativi in questi 7 anni. Ci può spiegare dal suo punto di vista della sua delega che cosa si intende? Beh, si intende che riusciamo davvero a dialogare, a comunicare e a interagire tra tutti i comuni. Una ulteriore dimostrazione di tutto questo è stata proprio la collaborazione tra i comuni per preparare un dossier importante che ci ha portato poi a ottenere il riconoscimento Città Italiana del Vino 2026-2027. Ci sono 14 comuni che lavorano in una sinergia, che vedono il territorio come un territorio unico. È chiaro che poi ogni comune mantiene la sua identità personale, però il fatto di riuscire a condividere, a dialogare, riteniamo che sia davvero un traguardo importante che abbiamo raggiunto.